mi piange il cuore vedere chi fa del volontariato e poi si ritrova in ospedale. Questo mi fa male. Non nasconde la sua angoscia il sindaco di Pederobba Marco Turato per quanto accaduto poco prima delle 12 ad Onigo. Una volontaria 61enne del posto che da anni collabora con l'associazione Amici di Ottorino, che si occupa di consegnare a domicilio pasti ad anziani e disabili, stava per recarsi in un'abitazione quando, dopo aver parcheggiato il furgoncino, è scesa e ha aperto il portellone posteriore per prendere il cibo. All'improvviso però il mezzo ha iniziato a muoversi a causa della pendenza della strada. La donna è stata travolta. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco che hanno liberato la 61enne, subito soccorsa dai sanitari del SUEM giunti sul posto con un'ambulanza e l'elicottero. La donna, che ha riportato diverse lesioni interne, è stata trasportata all'ospedale dove si trova ricoverata in rianimazione. Al pronto soccorso sono subito arrivati il marito e i 2 figli, raggiunti poco dopo dal primo cittadino. Siamo corsi io e il vice sindaco a sostenere la famiglia in questo momento di dolore, però quello che mi auguro è che Claudia possa tornare al più presto in famiglia e riabbracciare tutti quanti. Poco più tardi a Bibano di Godega un'auto, per cause ancora da chiarire, è uscita di strada finendo contro un palo e rovesciandosi su un lato. Ferita una donna trasportata con l'elicottero al Cafoncello e la sua bambina di 3 anni ricoverata all'ospedale di Conegliano. Le loro condizioni non sarebbero gravi.